Oh, gli uomini a casa, signora, io non so dopo tanti anni di matrimonio il suo, ma a me ormai dopo 4 anni di convivenza non fa niente. Niente. Cioè i panni, le lavatrici, non sa manco che cosa sono, perché gli uomini non utilizzano nessun elettrodomestico, tipo lavatrice, lavastoviglie. Dice pure che sì, signore. Non sanno usare gli elettrodomestici che non sono dotati di telecomando. L'unica cosa che sanno fare, sanno stare un coppo di divano a guardare il calcio. Perché ad un uomo tocca tutto, ma non toccare il calcio, che poi mi fanno talmente ridere, perché non lo so, fateci caso, poi dice che non è vero che sono rincoglioniti. Si guardano lo stesso gol 250 volte. Che ne sa? Segna Amsic la domenica e segna e siamo tutti contenti, ma poi se lo vedono al replay, poi se lo vedono la sera, poi si vedono la moviola, poi si vedono il bar, o gol è sempre lo stesso. Chi le sono convinta che cambia, ma gli uomini si sa che preferiscono il calcio delle volte al sesso anche perché sono sicuri di durare 90 minuti. E anzi, soprattutto perché almeno dice in una partita possono essere almeno sostituiti, quella è la speranza. Quello il mio a casa guarda solo calcio. L'altra volta gli ho detto vabbè aiutami almeno a fare una lavatrice, ha detto che cos'è? Hai presente la lavatrice, quella dove ti lavo le mutande, i calzini? No, quello è convinto il mio uomo, magari come molti dei vostri, che i panni si lavano da soli. Pure tu? Di notte i panni da soli escono dalla cesta della biancheria, sporchi, si fanno un giro per la casa, poi da soli si buttano in da centrifuga, così la mattina già li trovi lavati e stirati. Ve lo giuro, una volta ero forse in giro in tournée a teatro, non mi ricordo nemmeno, mi ha telefonato e mi ha detto «Amo, tu non ci stai, devo lavare una maglia, che programma devo usare?» E io ho detto da buona massaia, ho detto «Leggi che cosa c'è scritto dietro la maglietta e dietro l'etichetta». Mi ha risposto «Adidas». Minchino! Ci faccio capire che sono nudo. Minchino, cioè mi inginocchio! Minchino! Allora, vai. Monica! Prima il passo! Ma sicuro che chi stai camera? Sì! La donna vuole questo! E questa che cos'è? Questa è nonchalance! Questa è la... Monica! Ti posso accompagnare? No, ma dietro no si nasconde c'è tutto la sicurezza! Roberto la stavo fottere, Roberto! Io mi faccio te! Monica! Se non fosse per la prostata io mi inginocchio! No! Vabbè! Parti dall'inchino! Parti dall'inchino! Sì, vabbè! Oh. Mi sta chiamando! Qua, Allora, Monica, permetti che ti accompagni. No, rovescia, Monica. No, dice, c'è la sicurezza Roberto, montanea c'è Roberto. Dice, Monica, dico la prostata come se no, buono, ragazzi. Lo so, ho ragione. Monica. Permetti che ti accompagno? Sì, va bene. Uomo sì. Toti! Ha detto sì! Come? Mi dissi sì! E allora? E tutti no, che abbiamo fatto allora lì? Scusa, Monica. Cretino, ma tu non volevi che ti dicesse di sì? Ma no, subito! C'erano tutti i salentini, i carabinieri, la sicurezza, la prostata, non c'erano tutti su! E allora te la sei voluta tu, Monica. Ora ci danno la 104. Compare sta da cura. Piano piano che l'ultima volta per rompistiamo. Ai. Compa! Mettetemelo sotto, mi serve. Lasciate per... Aspettatevi. Ai. Signore del ragazzo. Arriviamo pure stasera. Cornuto io. Ai.
Cornuto voi, compare mio. Cornuto io per davvero, Ma compare. è stato a casa, compare. Ah, è stata a casa, perché? Perché È stato male di stomaco. ma che mi state contando, compare? Ma Ma tu mi scivo nel gabinetto, compare. addirittura E poi non mi poteva sosere più perché sapevano che tu mi sciuto le amme, compare. mi stai schifando, compare, ma da credere, cornuto io. Compare, sapete qual è il mio desiderio di quando era picciottello? Qual è il vostro desiderio, compare? Comprare una villetta in montagna e trasferirmi in montagna con la mia innamorata, compa. E perché lo facete, compare? Perché su sape mia moglie mi ammazza a legnate, Ma che compa. mi state... Bastaso siete, compare, caro bastaso. No, invece, Ci vuole compare... pazienza, ci lo vuole, sacco, compare sacco. mio. Io invece vado a credere, Compare mio, compare... compare. Chi state cantando, compare? Ma facete cantando, cantando! Compare mio. Tipo lupo! Ah, c'hai dolore di stomaco per ora, compare. Lo sento, compare, lo sento che siete malo con me. No, niente, compare, io invece... Che è da successo, credere... compare? No, quando dovete credere, stasera, quando torno a casa, c'è a sciazzare tutti i mutanti a mia moglie, ma da credere... Tutti ce l'ha Che sciazzare. cosa, compare? C'è a sciazzare, appena arriva a casa ci pigli i mutanti e ci sciazzo tutte. Ma siete così troppo eccitato, compare. No, compare, stamattina per sbaglio mi infilai i mutanti a mia moglie, ce l'hai un sirragliata o neghia, appena arriva a casa ci sciazzo tutte. Mamma mia,